Neve nell'Agrigentino, obbligo di catene a bordo su strade provinciali interne. Le temperature, abbassatesi in maniera sensibile, hanno variato gli scenari in provincia di Agrigento. Tra questi il paesaggio innevato che ha caratterizzato la domenica di chi abita a Santo Stefano Quisquina, Cammarata e nei dintorni. La neve ha imbiancato campagne, strade e tetti delle case, conferendo una particolare suggestione ai paesaggi. Domenica di festa per tanti che hanno accolto la prima neve con giochi e passeggiate. Intense precipitazioni nevose si sono abbattute per tutta la notte sulle strade provinciali interne del comparto nord-ovest, ha comunicato il Libero Consorzio Comunale. Per questo motivo il transito potrebbe risultare difficoltoso tra Camastra e Santo Stefano Quesquina, dove è obbligatorio il transito con catene. Si raccomanda la massima prudenza a quanti dovessero percorrere queste strade, aggiunge il comunicato. Segnalata neve pure sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 37, che rispettivamente dalla strada statale 115 a Sciacca portano a Caltabellotte, e si consiglia soprattutto nei tratti oltre i 500 metri di altitudine di procedere con la massima cautela. Agli automobilisti è bene ricordare che l'ordinanza 15-2015 del direttore del settore infrastrutture stradali prevede l'obbligo di tenere catene a bordo degli autoveicoli dal 15 novembre al 15 aprile.